Il caso di per sé è già chiuso, esclusa la responsabilità di altre persone al di fuori di Luigi Codotto, che ha ucciso la moglie Luigina Rossi a colpi di accetta in testa e poi si è tolto la vita con un coltello. Agli investigatori resta da far luce su cosa abbia scatenato la mano femminicida dell'80enne e provare a dare una spiegazione ad un particolare del messaggio scritto sul biglietto di addio. Il riferimento al "non aprite l'acqua" tra "l'ho fatto per amore" e "addio figli". La procura fa sapere che verrà disposta a breve l'autopsia sul corpo di entrambi gli anziani, che sarà eseguita la prossima settimana dal patologo Carlo Moreschi. Il medico legale ha già effettuato l'esame esterno dei corpi e partecipato al sopralluogo sulla scena del delitto insieme ai carabinieri del reparto scientifico. L'autopsia potrà anche chiarire se la 78enne Luigina o lo stesso marito soffrissero di qualche patologia grave insorta di recente, tanto da sconvolgerne la stabilità emotiva. Da quanto si apprende, dalle voci raccolte tra parenti e vicini di casa, non avevano mai parlato con nessuno di una eventualità del genere. Sul mistero dell'acqua, i vigili del fuoco erano arrivati improvvisamente in via Casette e, armati di rilevatori di gas e altre sostanze, avevano effettuato un minuzioso controllo dell'impianto di riscaldamento e di quello idrico. Dopo il ritrovamento del biglietto, avvenuto non subito ma in corso di sopralluogo nella casa, il riferimento al "non aprire l'acqua" aveva indotto i carabinieri a chiedere l'intervento dei pompieri. Il sospetto era di una manomissione dei due impianti e dell'inquinamento dell'acqua con qualche sostanza nociva, ma tutti i rilievi hanno dato esito negativo. Chiarire anche il perché dell'invito a non aprire i rubinetti, lasciato da Luigi Codotto sul biglietto di addio, potrebbe aiutare a definire con maggiore completezza il contesto in cui è avvenuto il femminicidio-suicidio e se l'uomo avesse in mente anche un altro modo per togliere la vita alla moglie, per esempio avvelenando l'acqua di casa, prima di farlo con l'accetta e con il coltello togliersi la vita.